Oggi ragazzi attenzione, spieghiamo la negazione. Voi al nord siete sempre superficiali, un po' così, un po' sempliciotti, usate un solo termine. Noi al sud ne abbiamo una moltitudine. Ma che cosa dico una moltitudine? Un guofano. Tu ti alzi la mattina, tua mamma ti chiede Pasqua, hai preso il caffè? Tu rispondi no. Qui c'è la prima volta, no, alle 8 di mattina, è anche una questione di gentilezza. Se te lo chiedi 5-6 volte, Pasqua hai preso il caffè? Tu dici no, mamma, non l'ho preso il caffè. Tra l'altro me l'hai chiesto 6 volte, ancora me lo devi fare, quindi. L'ultimo caso è attenzione, che è il più difficile perché non si sente bene, però è una parola molto musicale, onomatoteica, che serve quando per esempio l'altro che ti fa una domanda, tu proprio non c'hai di considerazione di quella persona, non c'hai voglia di rispondere. Che cosa rispondi? Lo vuoi il caffè? Per esempio. Professore, scusi, mi può rispiegare questo che non ho capito bene? No, professore, per piacere, me lo può rispiegare? Oh, non è! Un attimo, cosa le costa? Me lo rispiega? Ricky, oh, scendi con noi, stanno i ragazzi giù, ci andiamo a prendere una birra. Sì, guarda, manca 25 pagine e mezzo per finire il capitolo. Magari vi avviate, vi raggiungo lì, perché sai, vorrei fare una pausetta. Però poi dopo un paragrafo adesso, poi scendo con voi, poi un paragrafo dopo e poi devo andare. Andate, non voglio condizionare, dai ragazzi. Vabbè, dai, però andiamo, 10 minuti. Ricky, nella vita ci vuole convinzione, l'italiano è stato inventato apposta. O dici sì, o dici... Ah. Oye Pasqui, sto preparando da mangiare, cosa faccio? Calo anche per te? Vedi che mi ha mandato un messaggio vocale vuoto, premi bene il pulsante. Ti aspetto, torni? No Pasqui, guarda che qua c'è proprio un problema cellulare, scrivi che facciamo prima. Ti aspetto? Cosa vuol dire? Oh Vito, ma mo che sei sceso al paese, è andato a salutare la zia Titia. Oh! 1-0 per Pasqui, palla Vito. Vabbè ragazzi, ma è uno scherzo, dai. Dai, ma mica è vera la pallina.